È giovedì 27 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. E allora con Marco fra poco andremo ai quotidiani per la rassegna stampa, non solo quella nazionale ma anche quella regionale, e da qui partiamo con i fatti della nostra regione. Ad Agrigento capitale della cultura 2025, adesso la Corte dei Conti ha avviato un'indagine sulla gestione delle risorse destinate alla promozione, organizzazione e anche all'attuazione del programma. Fari puntati sulle risorse destinate ad Agrigento capitale della cultura. Sono quelli della sezione di controllo della Corte dei Conti per la regione siciliana, che ha deciso di avviare un'indagine sui fondi destinati alle iniziative per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione del programma. Una decisione che fa riferimento, sottolinea il testo, alla circostanza che è in corso di deposito e pubblicazione la delibera della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025, la quale contempla espressamente il controllo di sana e buona gestione sugli ambiti di amministrazione finanziaria contraddistinti dalla rilevanza degli interessi economici per la crescita e lo sviluppo socioculturale delle comunità territoriali. I giudici contabili hanno disposto che, a cura del servizio di supporto della sezione di controllo, copia della pronuncia sia trasmessa al Presidente della Regione siciliana, all'Assemblea regionale siciliana, all'assessore regionale alla cultura, al Sindaco di Agrigento, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, nonché al Collegio dei Revisori del Comune di Agrigento. Copia della deliberazione è inviata per conoscenza al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Interno. E adesso allora andiamo subito da Marco Carli, cominciamo proprio da questo nuova tegola, diciamo così, per Agrigento capitale della cultura. Eh sì, anche perché abbiamo visto, Angelo, durante questi giorni, durante questi mesi, che Agrigento è proprio sotto la lente di ingrandimento, lo è ancora di più dopo questa appunto decisione della Corte dei Conti, che lo vedremo anche per altre realtà siciliane, ha aperto tanti scenari in Sicilia. La delibera, intanto parliamo di Agrigento Capitale, gestione dei fondi. Agrigento Capitale ha aperto un'indagine della Corte dei Conti, siamo sulla Sicilia di oggi, questo è il testo, con le immagini ovviamente anche di quello che sarà e di quello che è stato appunto ad Agrigento per l'inizio appunto di questo anno importante per la città agrigentina, e poi il programma che contempla espressamente il controllo di sana e buona gestione sugli ambiti di amministrazione finanziaria contraddistinti dalla rilevanza degli interessi economici per la crescita e lo sviluppo socioculturale delle comunità territoriali. Da qui appunto la decisione di accendere un faro sulle spese di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Adesso invece torniamo a occuparci dell'inchiesta Mercurio con quelli che sono gli scenari che si potrebbero aprire all'ARS. Non si tratterà e non si tratta soltanto di conseguenze giudiziarie in caso di sospensione. Lo scranno di Giuseppe Castiglione toccherebbe ad uno degli attuali assessori del Comune di Catania, vale a dire ad Alessandro Porto. Ma sentiamo il servizio. Rischia di essere un vero e proprio terremoto politico la vicenda di Giuseppe Castiglione, il capogruppo degli autonomisti e popolari all'ARS, arrestato 2 giorni fa dai carabinieri del ROS perché è accusato dalla DDA di Catania di aver stretto nel 2022 un patto elettorale con le cosche. Castiglione ieri si è difeso nell'interrogatorio di garanzia e il suo avvocato ha preannunciato ricorso al Tribunale della Libertà, ma nel frattempo la Commissione regionale antimafia, di cui è componente, ha avviato le procedure per la decadenza dall'incarico. Questa mattina invece è stata avviata dalla presidenza dell'ARS la procedura per la valutazione dell'impedimento. Si chiama tecnicamente così, infatti, il percorso tecnico giuridico che porta alla sospensione o alla decadenza da deputato regionale per l'indagato. Bisognerà attendere l'arrivo delle carte dalla procura e con questa la commissione verifica poteri si riunirà e proporrà all'ARS la decadenza o più probabilmente la sospensione e la surroga in attesa del processo. Con la sospensione di Castiglione le porte del Parlamento si aprirebbero per il primo dei non eletti e il posto toccherebbe ad
Alessandro Porto, attualmente assessore comunale alla Polizia Municipale, Viabilità, Protezione Civile e al decentramento del Comune di Catania. Ma l'incarico è provvisorio. Se Castiglione dovesse essere scagionato in qualche modo prima della fine della legislatura, Porto dovrebbe restituirgli il seggio. Una situazione che crea incertezza per effetto di una legge spesso considerata incostituzionale, ma mai impugnata davanti ai giudici della Consulta. I tempi comunque non sono celeri e Castiglione ha già fatto sapere che intende dimettersi da capogruppo e dagli incarichi in commissione. Diversa invece è la situazione che riguarda lo scranno di Sala d'Ercole ed è proprio lì che si annidano le incertezze. E allora, Marco, anche oggi i giornali su questa inchiesta hanno diverse sfaccettature. Ovviamente sì, e infatti andiamo subito sul primo titolo che vi facciamo vedere, che è quello di Repubblica Palermo. Il titolo è indicativo di quello che sta succedendo e che ha raccontato anche Mario Viola nel suo servizio. I blitz che scuotono il palazzo, e questo il titolo. Si allarga il fronte dell'indagine catanese che ha portato all'arresto del capogruppo dell'MPA Castiglione. Perché si allargano? Perché il boss di Namacca racconta dell'incontro con l'ex segretario del PD Villari e con un parlamentare dei Dem. Aricò dice in questo senso: non sono io il deputato citato dal clan di Terrasini, però è chiaro che la situazione appunto va o sembrerebbe andare via via allargandosi. Sulla Sicilia, sempre di oggi ovviamente, il libro mastro delle elezioni, per lui vuole tutti i voti scritti, però lui vuole tutti i voti scritti. Le intercettazioni svelano il sistema di raccolta dei consensi del deputato indagato, e c'è anche la foto di Giuseppe Castiglione con Domenico Colombo durante una cena elettorale. Vi facciamo vedere ancora quella parte che vi dicevamo di novità che troviamo su Repubblica Palermo, la riunione tra esponenti del PD e il boss intercettato. L'ex segretario provinciale Villari vide il capocosca di Ramacca Mendolia, con lui c'erano anche il sindaco vitale, un onorevole Dem dell'Ars, e poi il post con Castiglione a pranzo con l'uomo del clan il 19 marzo 2022. Castiglione è protagonista nella pagina Facebook di Domenico Colombo, santapaoliano, che secondo la procura per conto di Cosa Nostra curava i rapporti con politici locali. E adesso siamo alla sanità. La regione siciliana contesta i dati della Corte dei Conti che bacchettava per l'appunto la regione per il mancato potenziamento dei posti letto per quanto riguarda la sanità pubblica. Il Ministero della Salute conferma l'errore. La regione siciliana non ci sta e chiede di rivedere i numeri presentati dalla Corte dei Conti, che bacchettava gli ultimi 2 governi regionali per il mancato potenziamento dei posti letto nella sanità pubblica. Alla base della decisione, secondo la regione, l'indicazione errata di 720 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva da realizzare all'interno del piano della rete ospedaliera Covid-19. A confermare la corrispondenza del numero dei posti indicati dall'assessorato 571 con quanti effettivamente previsti è anche il Ministero della Salute. In particolare, nel documento del Ministero si legge che il piano approvato con decreto, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti, prevede la realizzazione di 253 posti letto di terapia intensiva, 318 posti letto di terapia semi-intensiva, 29 interventi di adeguamento dei pronto soccorso e l'acquisto di 16 ambulanze. I lavori per queste 571 postazioni di terapia intensiva e semi-intensiva risultano eseguiti o in corso di esecuzione, fanno sapere dalla Regione, a eccezione di poche strutture corrispondenti a circa il 20% del totale dei posti letto. Intanto restano comunque i ritardi nelle aree di pronto soccorso. A fronte di 24 interventi programmati, solo 8 sono stati effettivamente realizzati, di cui 6 collaudati e in uso. E anche su questo tema stamattina c'è tanto da dire, da leggere. È vero, c'è il tema della sanità, l'abbiamo detto e l'abbiamo già anticipato con la Corte dei Conti, che ha messo anche in questo caso la lente di ingrandimento sulla sanità siciliana, però appunto la Regione, come abbiamo sentito nel servizio di Giusy Lazzara, chiede il riesame della delibera della Corte dei Conti e si parla dei lavori post-Covid. Il Ministero conferma questo errore sui 720
posti di terapia intensiva e semi-intensiva. C'è però una situazione legata alla sanità siciliana che resta deficitaria. Lo conferma questo monitoraggio. L'EA Sicilia in coda, migliora l'assistenza male, la prevenzione e i servizi sui territori. Di questa notizia troviamo spunto su Repubblica Palermo e anche sulla Gazzetta del Sud, con la sanità siciliana bocciata. Il report sui livelli essenziali di assistenza vede l'isola al terzultimo posto. Male, vaccini e screening. Peggio della Sicilia, solo la Calabria e la Valle d'Aosta, leggiamo nell'articolo, in quello che certamente il 2024 è stato un anno nero per la sanità siciliana, e il 2025 certo non è iniziato meglio. Su Gazzetta del Sud vi dicevamo ancora il titolo che diventa quasi calcistico: Sanità Sicilia in zona retrocessione, le classifiche del Ministero della Salute sulle prestazioni essenziali del Servizio Sanitario Nazionale. E poi come sommario troviamo invece l'altra notizia di cui abbiamo parlato, due notizie disgiunte: fondi Covid, il Presidente Schifani contesta i dati della Corte dei Conti. A te, Angelo. Grazie, grazie. Ora siamo a Catania invece. Maxi multe nei quartieri diciamo della città, Montepo e Librino, per abbandono selvaggio dei rifiuti, e c'è da aggiungere che alcune telecamere che sono state installate dal Comune sono state vandalizzate anche a colpi di pistola. Ma quello dell'abbandono dei rifiuti non è soltanto un problema che riguarda la città di Catania, perché anche ad Agrigento c'è chi diciamo continua ad essere incivile. Sono oltre 20 le persone denunciate. A Catania, vandalizzate a colpi di pistola le telecamere di videosorveglianza installate dal Comune per contrastare la lotta all'abbandono dei rifiuti. È successa a Largo Favara, nel rione di Montepo, dove nei giorni scorsi 2 persone sono state denunciate per conferimento illecito con conseguente sequestro dei mezzi. Un quarantenne è stato sorpreso alla guida di una moto Ape senza targa, senza assicurazione e sprovvista di revisione, ma stracolma di spazzatura di ogni genere. L'uomo, estraneo all'atto vandalico, era sprovvisto anche della patente di guida. Per questo motivo è stato deferita all'autorità giudiziaria e sottoposta a sanzioni per circa 10.000 euro con sequestro del mezzo. Stessa sorte in via Bonaventura a Librino per un cinquantenne già noto per essere recidivo alla sezione ambientale della polizia locale, che viaggiava con un carico di rifiuti illeciti. In questo caso è stata comminata una multa di 9.000 euro, anche perché guidava senza avere mai conseguito la patente e senza averne effettuato la revisione del mezzo. Negli ultimi giorni il Comune di Catania ha incrementato la lotta all'abbandono dei rifiuti, con una maggiore presenza di uomini sul territorio. Anche Agrigento, capitale della cultura 2025, è alle prese con l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Sono 20 le persone denunciate dalla polizia nell'attività di controllo del territorio, eseguite per fronteggiare l'indecoroso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spiega in una nota il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Le persone individuate sono state raggiunte da decreti penali di condanna in corso di notifica per una contravvenzione media di 2.500 euro a testa. Allora, gli incivili diciamo che non riguardano soltanto un'area geografica. No. Purtroppo. No, non è proprio così, ma noi partiamo proprio da quello che è successo a Catania e che abbiamo sentito anche nel servizio di Desirée Ferlito. Siamo sulla Sicilia e il titolo che vediamo è proprio questo: sorprese ad abbandonare rifiuti in Largo Favara e via Bonaventura. L'inizio di questo pezzo è un po' quello che raccontavi tu, Angelo, no? Gli sporcaccioni, quelli che insozzano strade, piazze, marciapiedi, quelli che gettano i rifiuti indiscriminatamente fuori gli orari e laddove gli viene più comodo, infischiandosene delle regole, stanno avendo adesso qualche problema. Ripeto, è un male comune, ma che chiaramente trova anche maggiori controlli in questo momento. Nonostante le 2 telecamere posizionate siano state vandalizzate, una persino a colpi di pistola, nel Largo Favara a Montepo, è stato appunto individuato un quarantenne che con una moto Ape priva di targa ha abbandonato sacchi colmi di rifiuti. Stessa sorte appunto in via Bonaventura a Librino per un cinquantenne già noto per essere recidivo in questo senso. Restiamo sempre su Catania perché vi faccio vedere la pagina della
Sicilia, proprio legata alla città di Catania. Il titolo è questo, Cosa Nostra fra risse e ambasciate, l'apertura. Questioni economiche e personali diventano motivi di tensione tra i Santa Paola e i clan alleati. Per non mettere a repentaglio la credibilità della famiglia chiamata a dirimere alcune controversie, pure la cugina di Nitto Santa Paola. Poi, a proposito di civiltà, c'è questa altra notizia che troviamo sempre sulla prima di Catania, una tolleranza zero, abbiamo visto, per chi abbandona i rifiuti per le strade, ma anche per gli automobilisti indisciplinati. A Paternò, servizio straordinario di contrasto alla sosta non regolamentare, 180 i mezzi multati appunto nel paese vicino a Catania. Insomma, ci si sta provando a far diventare tutti più civili. Ad esempio, per quanto riguarda i rifiuti, tanto si è parlato, soprattutto, certo a Catania, ma soprattutto a Palermo, della raccolta differenziata. E allora su Repubblica Palermo troviamo questo articolo con il porta a porta in centro storico, il capo della RAP che parla proprio di quello di cui discutevamo prima. Ora serve civiltà. Oggi il debutto della differenziata, ma la metà dei residenti non ha ritirato i kit. Questo è il quadro della situazione. Ieri i vigili hanno rimosso i mobili lasciati per strada, ecco qua, per tornare al caso di prima, all'albergheria. Per cui torniamo a dire, tutto si può fare, ma quello che serve soprattutto è la civiltà di chi vive appunto le varie città. Torniamo a parlare di sanità, perché ne abbiamo parlato tanto all'inizio di questo Buongiorno Sicilia. Qui si fa un po' il punto su Gazzetta del Sud sull'assistenza sanitaria, con la Sicilia in affanno, le pagelle del Ministero della Salute che piazzano l'isola appunto al terzultimo posto nel ranking nazionale, peggio solo Calabria e Val d'Aosta, per cui dall'estremo sud all'estremo nord, ma la prevenzione e le cure territoriali va meglio invece l'area ospedaliera per la Sicilia. Tanto che su Repubblica Palermo, appunto, oltre ai blitz di cui abbiamo già parlato, vi facciamo vedere anche l'apertura della prima pagina, o almeno il titolo sotto la testata, che è legato proprio a queste notizie. Vaccini e liste d'attesa, con la Sicilia bocciata, il report del Ministero. All'Ars intanto la Giunta rilancia gli aumenti per i manager delle partecipate. Lasciamo la prima di Repubblica Palermo e andiamo sulle pagine interne sia di Repubblica che di Gazzetta Sicilia per vedere invece un'altra notizia, quella legata alle vittime di violenza, con la legge che cambia a Sala d'Ercole, cambia la legge, ma assunzioni al palo. In aula approvate le modifiche per rendere operativi i benefici per sopravvissute e orfani. L'Avvocatura della Regione però dice i dubbi non sono stati sciolti. Sul quotidiano La Gazzetta del Sud troviamo appunto ancora questa notizia, la parità di genere della discordia. L'Ars vara la legge sull'assunzione delle donne sopravvissute ai tentativi di femminicidio. Il centrodestra ci riprova sul moltiplica poltrone, ma è scontro sull'articolo che prevede il 40% di presenze femminili nelle giunte. Una discussione che sarebbe stata probabilmente ancora più messa in risalto nelle pagine dei quotidiani in questa giornata se non ce ne fossero state altre, come ad esempio quelle di Agrigento Capitale e della sanità. A proposito di sanità, fa un po' la Gazzetta del Sud il quadro di quella che è la situazione nel Messinese, sulla provincia di Messina. Posti letto e cantieri tra luci e ombre rispetto alle altre realtà dell'isola sembra emergere un quadro meno desolante, ma spicca la maglia nera del pronto soccorso di Milazzo, in ritardo le forniture in
tutti gli ospedali. E appunto il focus sulla provincia di Messina alla luce della delibera della Corte dei Conti, di cui appunto abbiamo già parlato, sugli interventi nella sanità siciliana. Andiamo a chiudere sempre con Repubblica Palermo. Sapete ovviamente delle condizioni del Papa, ne parleremo anche nella rassegna stampa legata alle cronache nazionali e internazionali. Qui c'è un momento di preghiera a Palermo, la malattia di Bergoglio, cattolici, atei e musulmani. Palermo prega per le sorti del Papa. Angelo. Grazie Marco, torneremo fra poco ai quotidiani con quelli nazionali per i fatti italiani e anche internazionali. Adesso, come ogni mattina, apriamo il nostro collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina andiamo a Barcellona Pozzo di Gotto e diamo il benvenuto e il buongiorno all'ispettore Raffaele Genovese. Buongiorno ispettore. Benvenuto e buongiorno a lei direttore, buongiorno ai telespettatori dal compartimento Sicilia orientale. Vediamo subito quali sono le novità della giornata. Sulla tangenziale di Catania si segnalano code e traffico intenso in direzione Siracusa, nonché rallentamenti sulla A18 dire dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania Centro. Sulla 18 invece in Messina Catania abbiamo code e rallentamenti tra Ciriale e Giarre per la presenza di cantieri. Mentre nel tratto autostradale tra Avola e Cassibile in direzione Siracusa persiste il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 75 quintali. Sulla Catania-Palermo persiste la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso ed uscita in direzione Catania e della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta direzione Catania. Andiamo sulla statale 121 Catania-Paternò, dove sino al 20 marzo 2025 vi è la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni del tratto compreso tra Misterbianco e Valcorrente, ma solo nella fascia oraria serale notturna dalle 20:30 alle 6:30. Sulla statale 192 Valle del Vittaino vi sono dei lavori di demolizione di una parte del ponte Vittaino. Si consiglia agli utenti in transito di utilizzare il percorso alternativo autostradale. Adesso, come ogni mattina, diamo qualche consiglio per viaggiare in sicurezza. Affrontiamo un tema che riguarda tutti quando ci mettiamo alla guida, su una delle infrastrutture più veloci e potenzialmente pericolose, che sarebbe l'autostrada. La viabilità autostradale è fondamentale per la nostra mobilità, ma allo stesso tempo comporta rischi elevati se non gestita correttamente. Ogni anno molte persone perdono la vita o subiscono gravi infortuni a causa di comportamenti irresponsabili alla guida in autostrada. Un comportamento che spesso potrebbe essere evitato con una maggiore consapevolezza e rispetto delle regole. Ogni volta che mettiamo le mani sul volante dobbiamo ricordare che siamo responsabili non solo della nostra sicurezza, ma anche di quella degli altri. I comportamenti irresponsabili come la velocità eccessiva, la guida distratta, i sorpassi azzardati non solo mettono in pericolo la vita di chi guida, ma anche quella delle persone che ci circondano. Se vogliamo davvero migliorare la sicurezza sulle autostrade, dobbiamo impegnarci a rispettare le regole, essere più consapevoli dei rischi e agire sempre con prudenza. Solo così le nostre autostrade potranno diventare luoghi più sicuri per tutti. Dalla Polizia Stradale per oggi è tutto, buona giornata, buona strada. Grazie all'ispettore Raffaele Genovese, come sempre grazie a voi per quello che fate ogni giorno per garantire la sicurezza sulle strade. Adesso andiamo a vedere invece qual è la viabilità, la situazione della viabilità a Catania. Come vedete già nel riquadro siamo al Tondo Gioieni e possiamo dire, come sempre avviene a quest'ora del mattino, che il traffico è piuttosto sostenuto, anche se a onor del vero in direzione Misterbianco, in direzione anche Policlinico, c'è un traffico più fluido, mentre invece verso Ognina c'è un maggiore rallentamento al nodo Gioieni, del Tondo Gioieni. Adesso però vediamo insieme qual è la situazione che si prospetta su via Vincenzo Giuffrida. Vedete, la situazione è piuttosto complicata oggi, c'è traffico sia in ingresso che in uscita dalla città. La nostra telecamera oggi viene un po' ostruita, però vi abbiamo fatto vedere quello che è la situazione, diciamo, del traffico in via Vincenzo Giuffrida. Ci dobbiamo fermare perché c'è la prima sosta e poi torniamo di nuovo insieme, stavolta per leggere i quotidiani, quelli nazionali, con Marco Carli, e vedremo cosa succede non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.
Allora, eccoci di nuovo in diretta, come promesso andiamo da Marco Carli, vedo già il Corriere sul preview, adesso ci andiamo e leggiamo cosa scrive in prima pagina. Perché indovina un po', Angelo, di cosa si parla, di chi si parla soprattutto oggi nelle cronache nazionali di Trump, di Donald Trump. L'abbiamo visto, è il protagonista assoluto di questo inizio del 2025, anche perché ogni giorno ne viene fuori una, e quella ultima che è venuta fuori nella giornata di ieri è certamente pesante per quanto riguarda l'Europa, perché Trump ha pensato a dei dazi del 25% per quanto riguarda i prodotti che arrivano dall'Unione Europea, ma soprattutto ha detto l'Unione Europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti, insomma dichiarazioni piuttosto forti. Per quanto riguarda Trump poi non ce n'è più di una al giorno, perché c'è ad esempio il video che ha fatto vedere attraverso Elon Musk di quello che potrebbe essere la striscia di Gaza secondo le intenzioni di Trump, un video di 30 secondi che ha scatenato tante reazioni. Poi c'è l'incontro prossimo con Zelensky che vuole essere ricondotto alla pace. Assume meno importanza sui giornali lo stato di salute del Papa, notizia molto importante invece, e poi chiaramente si parla anche dello sciopero della magistratura e di calcio con l'incredibile eliminazione della Juventus in Coppa Italia. Andiamo sul Corriere della Sera per vedere appunto il titolo, quello che vi dicevo, Trump sull'Unione Europea, nata per truffarci. Questa volta però Bruxelles replica, noi una manna per l'America. È incredibile pensare a una situazione come questa storicamente. Ricordiamo il livello di alleanza che c'è sempre stato fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Tensione intanto Meloni-Macron per quanto riguarda al vertice. Il presidente appunto annuncia dazi al 25% sulle merci europee, intanto truppe a Kiev, Crosetto frena e domani appunto Zelensky alla Casa Bianca per parlare di accordi di pace. Dicevamo del Papa, un ulteriore lieve miglioramento, questa è la cosa più importante, la cosa più bella, la notizia più bella che arriva dalla giornata di ieri, e continua a lavorare. Questo è un altro segnale incoraggiante per la salute del pontefice. Andiamo a vedere le pagine interne per fare il quadro un po' più chiaro di quello che sta succedendo a livello internazionale. Dicevamo i dazi sull'Unione Europea, nata per fregarci. Poi appunto avverte Zelensky, si scordi la NATO, per cui l'Ucraina fuori dalle organizzazioni atlantiche. Poi il tycoon che annuncia una tassa al 25% sui prodotti europei e si prepara appunto si prepara in questo modo ad accogliere il leader ucraino. Che cosa risponde questa volta l'Europa? Perché chiaramente l'Europa a questo punto qualcosa dovrà pur fare rispetto a queste dichiarazioni. Dovrebbe ringraziare, dice Bruxelles. Reagiremo in fretta, finita la cautela. Noi siamo una manna per gli Stati Uniti. È veramente un evento per certi versi storico, quello che andiamo a raccontare attraverso queste pagine. Il video shock di Trump, anche questo vi dicevamo, sulla riviera di Gaza, è un video di 30 secondi, c'è anche una statua d'oro in questo video, pensa Angelo, con Netanyahu che applaude, i palestinesi parlano di pagliacciata e c'è pure una critica russa. Fondamentalmente nel video che cosa si vede? Gaza com'è in questo momento, totalmente distrutta, e poi come sarebbe nei sogni americani per i restanti 28 secondi, per 2 secondi come adesso e per 28 secondi come sarebbe nel sogno di Trump. E poi invece per il Papa torniamo sulle notizie legate al pontefice, il lieve miglioramento per Francesco, polmonite in possibile riduzione, i medici parlano di insufficienza renale rientrata, resta ovviamente in prognosi riservata ma continua
a lavorare dimostrando una volta di più la propria forza. Andiamo adesso nuovamente alle prime pagine. La Repubblica apre sempre con Trump contro l'Europa, il presidente che annuncia dazi al 25% anche sulle auto. Viene riproposta la frase: l'Unione Europea nata per fregare gli Stati Uniti, reagiremo con fermezza, dice Bruxelles, e poi domani Zelensky alla Casa Bianca per l'accordo sulle terre rare che servono per la transizione ecologica, diciamo quello che si dovrebbe realizzare in questi anni, e l'accordo minerario che potrebbe esserci fra gli Stati Uniti e appunto l'Ucraina. Andiamo ancora sul Resto del Carlino, quotidiano nazionale, ora buia, reagire, dice Confindustria, il presidente Trump alla prima riunione di governo: li imporremo al 25% sui prodotti dell'Unione Europea, per cui anche la reazione di Confindustria sul quotidiano nazionale. Ovviamente di questo si parla anche su Sole 24 Ore, perché stiamo parlando di economia, i dazi del 25% su auto e altro, l'Europa formata per fregare gli Stati Uniti. Questo appunto ha voluto dire Trump, che evidentemente aveva più forza nel trattare con ogni singolo Stato piuttosto che con un'organizzazione più grande come appunto l'Unione Europea. Trump anti-Unione Europea, ora i dazi, l'Unione frena sul green, l'Europa ci frega, Bruxelles noi una manna per gli Stati Uniti. Ma vi dicevamo, ci sono anche altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, le altre notizie che riguardano ad esempio l'Ucraina, ma riguardano anche la striscia di Gaza, e che certe volte trovano spazio anche sulle prime pagine. Ad esempio sul Fatto Quotidiano c'è Trump che scarica Europa e Kiev, e l'Unione Europea che pensa ad armi e soldati, per cui qui ci si rivolge di più appunto alla situazione della guerra fra Russia e Ucraina. Ma poi c'è appunto quello della striscia di Gaza, la notizia della striscia di Gaza con Gaza Park, questo è il titolo di Libero, l'ultima trovata di Trump. Il video di Donald sulla striscia trasformata in una nuova Las Vegas fa impazzire PD e soci, lo sta scrivendo Libero, che lanciano accuse pure alla Meloni. I compagni preferiscono le macerie? Questo è l'argomentare di Libero, e poi ovviamente si torna sulle notizie che già vi abbiamo dato, dazi all'Europa e l'Italia che gela Macron, ma si torna su questa notizia anche su altri quotidiani, ad esempio l'Unità, che riproduce la statua, ovviamente indigesta chiaramente a chi magari ha visto altre dittature presenti con le varie statue. Ovviamente non si può parlare degli Stati Uniti in tal senso, però il video infame di Trump e poi ha pubblicato sui social appunto una clip generata dall'intelligenza artificiale in cui mostra la sua visione per il futuro. C'è anche lui con Netanyahu che sorseggiano un drink vicino alla piscina di questa Gaza Tower. Eccola qua, ve la facciamo vedere la foto, chiaramente ripeto tutto generato dall'intelligenza artificiale. Il video shock sulla notizia di Trump su Gaza, l'ultima sparata del tycoon che imbarazza appunto anche il governo italiano. Angelo, a te. Bene, grazie allora per questa rassegna stampa. Adesso andiamo a vedere le previsioni meteo per non solo la giornata di oggi, e poi cominceremo con gli ospiti della nostra mattinata, fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo ancora residua instabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, mentre sul resto del territorio invece prevarrà il sole. E dunque sulla Sicilia avremo piogge e rovesci a carattere sparso nell'arco della giornata. Attenzione anche ai venti che soffieranno sostenuti sulle zone costiere con raffiche anche oltre i 60-70 km orari. Le temperature massime non subiranno particolari
particolari variazioni, il clima sarà ancora una volta mite. Per quanto riguarda la giornata di venerdì invece avremo ampi rasserenamenti del cielo sul territorio, pressione atmosferica in aumento e questo garantirà una giornata stabile e asciutta con sole protagonista. I venti soffieranno moderati più in serata, specialmente sul versante occidentale. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. No, tu siedi, tu, non lui deve. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, primo degli ospiti di questa mattina. Buongiorno a Carmelo Florio. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania. Stamattina parliamo di un nuovo protocollo, un progetto che nasce qui a Catania grazie per l'appunto alla collaborazione, all'intesa che è stata realizzata tra la stessa ASP e anche chiaramente l'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, cioè l'UDEPE di Catania. La questione che noi vogliamo assolutamente farvi osservare questa mattina, lo faremo fra non molto con il nostro ospite in studio, è che questa è una sorta, come dire, di novità da un punto di vista nazionale, sul piano nazionale, perché è un progetto, chiamiamolo così, forse pilota, che nasce nella nostra regione, ma nasce soprattutto a Catania, e cerchiamo adesso di capire, c'è qualche problema probabilmente con il microfono del nostro ospite, vediamo se in qualche modo riusciamo a farlo sentire. Facciamo in questo modo, adesso io proverò a fare sentire anche la voce di Carmelo Florio, perché il problema che stiamo cercando di risolvere in diretta, mentre siamo in diretta, è che c'è stato un piccolo problema con il suo microfono. Pare adesso forse risolto, e quindi fra non molto avremo la possibilità di sentire per l'appunto anche Carmelo. Tutto questo ovviamente mentre i nostri tecnici hanno lavorato, non avete visto nulla. Carmelo, adesso ci dovremmo essere, ci siamo, benissimo, perfetto. Allora Carmelo, buongiorno ancora. Ho cercato di introdurre quello che è questo progetto, questo protocollo che avete firmato, che è stato firmato e sottoscritto a Catania, chiaramente dai vertici dell'ASP e dai vertici anche del Dipartimento della Direzione Distrettuale per l'esecuzione penale a Catania. Carmelo. Bene, intanto grazie dell'invito. Grazie a te per essere con noi. Per questo spazio che sembra uno spazio di nicchia e diciamo un po' riservato agli addetti ai lavori, in realtà non è così. Intanto di cosa si tratta? Si tratta di mettere insieme, di fare rete anche in questo caso, facendo parlare due sistemi importanti, quello della giustizia, in questo caso l'ufficio distrettuale delle misure di sicurezza, misure diciamo di esecuzione penale esterna, la dirigente, la dottoressa Maria Pia Fontana, che assieme all'ASP di Catania, in particolar modo al Dipartimento di Salute Mentale, voglio dire il Dipartimento, lo ripeterò per tante volte, è una rete di servizi, quindi dentro questo nome sono contemplate non soltanto i servizi territoriali per la salute mentale, territoriale significa che siamo distribuiti sul territorio dell'ASP, ma anche i servizi per le dipendenze patologiche. A chi ci rivolgiamo? Chi sono i destinatari di questo protocollo d'intesa? Sono soggetti con disturbi psichiatrici o con disturbi delle dipendenze patologiche. E sono soggetti che sono sottoposti in qualche modo a provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, ma non soltanto provvedimenti detentivi, ma anche quelle condizioni di limitazione delle libertà personali per cui c'è bisogno appunto di una rete. Diciamo che queste due realtà
DSM, ASP di Catania e UDEPE, questo è l'acronimo, è da sempre che si sono parlate. Questo protocollo alza, diciamo, l'asticella della qualità, quindi definisce il come, che cosa fare, e quindi costruisce rinforza, per così dire, la rete di dialogo tra i servizi, come e ancora individuando per esempio dei referenti, cioè per ogni area dipartimentale, per ogni distretto ci sarà un referente delle dipendenze patologiche o il referente dell'UDEPE, e aggiungo, se mi permettete, anche di valorizzare il percorso che ha portato a questo protocollo. A volte il protocollo viene considerato un atto che formale, si conclude con una fotografia finale. Saluti e baci, non è così. In realtà il protocollo è frutto di un lavoro a cui hanno preso parte il team dell'ufficio ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, nome complicatissimo, UDEPE è più semplice, e un team di professionisti della salute mentale, ricordo la dottoressa Bisconti fra queste, ma altre persone di realtà interne al Dipartimento che hanno approdato a questo protocollo. Allora, mi fermo. Ti fermo perché? Perché abbiamo già capito che è un frutto di sinergie tra diversi soggetti istituzionali. Questo vostro progetto è non solo un progetto che va a prende in carico i soggetti che poi chiaramente vivono questa situazione di disagio mentale e sono agli arresti, ma è anche un progetto di prevenzione, perché la cronaca molto spesso ci porta a fatti che con ogni probabilità potrebbero essere, come dire, anticipati, evitati. C'è stato di recente un caso di un giovane di 22 anni che ha ucciso la madre con delle coltellate. Tutto questo è capitato a Prato, però evidentemente questo soggetto aveva dei problemi, non era stato individuato, non era stato, non era stato acceso, non c'era un focus su questa persona. Chiaro, ringrazio per questa simpatica provocazione, perché è un tema che impatta molto col bisogno di sicurezza che noi viviamo tutti, e la psichiatria sconta, credo dalla sua origine, questa querelle, questa tra Scilla e Cariddi fra bisogni di cura e custodia. A volte noi psichiatri, lo dico con molta franchezza, ci sentiamo un po' dei poliziotti psichiatrici, cioè siamo investiti di qualcosa che non riusciamo, a cui non possiamo riuscire a dare risposte. È chiaro che l'opinione pubblica conosce molto di più quella cronaca dolorosa e drammatica che tu rappresentavi, ma esiste poi tutta una serie di opportunità che noi riusciamo con grande fatica a volte e anche a volte con difficoltà obiettive. Perché? Perché intercettare, prevenire è una saggia cosa, ma occorre, come dire, che in questa rete siano presenti tutti gli attori. Immagino anche alla difficoltà di un familiare di mettere in chiaro un problema che magari ha avuto dei segnali d'allarme. E poi c'è un altro aspetto che voglio valorizzare, che è il tema del consenso alle cure. Cioè io devo avere, no, o dovrei avere la consapevolezza di essere aiutato, di accedere ad un servizio. Questo è quello che spesso i familiari, mi rivolgo soprattutto all'area delle dipendenze patologiche, molte famiglie ci dicono sì, però mio figlio, il mio congiunto non viene. Cosa si fa? Si aspetta, e lì entra in gioco la rete, cioè il dialogo, l'ascolto, la responsabilizzazione. I percorsi, vi do un dato, nelle comunità terapeutiche psichiatriche della provincia di Catania oggi sono ricoverati 132 soggetti sottoposti a misura di sicurezza provvisoria, per lo più da parte dell'autorità giudiziaria, ma una quota di questi non aderiscono pienamente. Ecco che allora noi, e in questo devo ringraziare molto il lavoro che stiamo facendo in questi anni con l'autorità giudiziaria, con la Tribunale di Sorveglianza, con il Presidente Rossomandi, ma anche con le procure, perché è un tema che
chiama a un senso di collaborazione, di rete, tutti gli attori in gioco. Abbiamo incluso anche la Camera Penale, cioè gli avvocati di questi soggetti. È chiaro che noi stiamo parlando, in questo caso, nello specifico del protocollo, di soggetti che in qualche modo sono soggetti a provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Carmelo, c'è la necessità adesso, la necessità è quella di creare dei team che sono specializzati, multidisciplinari, che devono seguire queste persone. E quindi è un discorso molto complesso, perché servono dei professionisti, ognuno per le differenze e esigenze. Allora, questo è un progetto che faremo, come si suol dire, questa è la frase classica, iso risorse, cioè non ci mettiamo in questo caso una lira in più, però cambia la modalità, cioè processiamo, come si suol dire, non da processo, da tribunale, visto che parliamo di autorità, ma c'è un'elaborazione. Mettiamo in chiaro i passaggi, chi fa che cosa, quindi è la stessa rete in atto presente che però si organizza meglio. C'è un altro tema importante che io voglio valorizzare, che è quella che è la fase complicata, è quella che ci chiamerà adesso da subito, è l'implementazione del progetto, cioè costruire e sensibilizzare, responsabilizzando tutti gli attori, parlo dell'azienda, ma su questo, siccome il percorso con l'ufficio della dottoressa Fontana è stato già avviato, devo dire in maniera molto proficua, sono molto fiducioso. Io leggo che è un progetto che per adesso è previsto per i prossimi 3 anni. Sì. Cosa significa? Che è una sorta di test per capire come, se e eventualmente cosa migliorare? Certamente. I protocolli sono degli strumenti che vanno governati con la verifica sul campo, no? E questo è un campo da gioco complicato e non vorremmo buttare la palla in calcio d'angolo, per usare una metafora a te molto cara. E dobbiamo giocarci la partita, dobbiamo giocarla insieme, gestendo anche le difficoltà e le resistenze che sicuramente troveremo. Questa è chiaramente è un test che in qualche modo però mette Catania e l'ASP di Catania in particolare in primo piano da un punto di vista nazionale, perché magari questo modello si potrebbe esportare anche in altre parti d'Italia. Allora, devo dire che in questo senso mi ritengo fortunato, perché la mia azienda, la mia direzione strategica è sempre molto, come dire, interattiva. Il dialogo con le istituzioni oggi è più che mai importante, perché avere un'istituzione isolata, specialmente un'istituzione che parla di salute come l'azienda sanitaria provinciale di Catania, deve, come dire, a tutto campo dialogare con gli enti. L'abbiamo fatto con l'EMI, ti ricorderai qualche settimana fa questo incontro, lo facciamo ed è chiaramente, sentiamo anche in questo caso il peso di una responsabilità, perché ci rivolgiamo anche a un'utenza particolarmente fragile. Grazie allora Carmelo Florio, buon lavoro per questa nuova sfida, perché è una sfida importante da vincere, diciamo così. Direttore, lo ricordiamo, del Dipartimento Salute del Mentale dell'ASP di Catania. Buona giornata, buon lavoro, ci fermiamo ancora, una breve sosta e poi altri temi, altri argomenti a Buongiorno Sicilia. Buongiorno, bentrovati a Buongiorno Sicilia. Ancora in studio adesso abbiamo come ospiti intanto la professoressa Lina Scalisi, buongiorno, che è la presidente dell'Accademia delle Belle Arti. Esatto. Mi sono permesso di presentare chiaramente la professoressa e poi do il benvenuto anche a Giampiero Vincenzo, che è docente di discipline sociologiche proprio dell'Accademia delle Belle Arti di Catania. Buongiorno, grazie per essere con noi stamattina, perché parliamo di un progetto che mette Catania e il sud, perché c'è anche Napoli, al centro di quelle che potrebbero essere le nuove frontiere della cinematografia, diciamo così, intanto perché ci sono delle risorse importanti che sono legate all'Unione Europea, al PNRR, ma anche a finanziamenti dello Stato italiano. Tutto questo perché? Perché si chiede e si lavora ad una realizzazione di una serie TV originale entro quest'anno, cioè entro il 2025. Professoressa, cosa ci può dire di questo progetto? Ci può dire che è un progetto che è nato nel 2020-2021, non tanto questo progetto
fino a questo punto, no? È stato un crescendo continuo, il cinema è stata l'innamoramento di una città che ormai risale da lungo tempo. Catania ama il cinema ama Catania, però avevamo bisogno di formare professionalità. Questa città, questo territorio ha bisogno di formare giovani, di portare dei mestieri del cinema e non soltanto di essere oggetto di produzioni che vengono da fuori. Da questa idea è nata in Accademia l'idea di aprire un corso, una scuola di cinema, un corso triennale, biennale, quindi un corso formativo universitario, e poi da lì la progettazione. Progettazione per cercare risorse che fossero risorse nazionali, europee. Stiamo vedendo intanto dei contributi che appunto risorse che potessero portare, tradurre quella che era la formazione, la conoscenza che si dava ai nostri ragazzi, si potessero tradurre invece in prodotti, tra virgolette, concreti, che guardassero alla possibilità che il cinema offre a Catania. Professore, adesso vengo da lei perché questo progetto, come accennava anche prima la professoressa, trae ispirazione da quella che è la tradizione poi cinematografica della città di Catania. Che cosa si può fare per in qualche modo, non dico fare di più perché già si fa tanto, però per rendere, diciamo, ancora più attrattiva la nostra città, ma la regione siciliana in generale, perché la Sicilia è diventata una sorta di set un po' per tutte le produzioni. Fra poco si realizzerà un Colossal nella nostra regione. Non quello che pensiamo di fare, ma quello che stiamo facendo è creare degli studi cinematografici. Stiamo selezionando ci sarà presto un bando per immobili adatti a creare degli studi cinematografici, di cui abbiamo già un progetto abbastanza avanzato. E quindi poi produrre in questi studi cinematografici una serie di concentrati, cioè dare strutture e infrastrutture alla cinematografia internazionale per poter produrre meglio in Sicilia. Allora possiamo dire che la città di Catania si candida con il supporto, nel caso specifico di oggi, delle Accademie delle Belle Arti di Napoli, ma si candida comunque a diventare una sorta di capitale per il cinema? Sì, il rapporto con Napoli è un rapporto di produzione e post-produzione. Napoli si concentrerà sulla post-produzione, mentre invece sulla Catania, sulla produzione, giocando anche il fatto che abbiamo alle spalle il più bel set del mondo, che è la Sicilia. E quindi l'idea è proprio di creare un'alternativa a Roma, che in questo momento è ovviamente molto in crisi perché è diventato estremamente complicato utilizzarla come base degli studi cinematografici nazionali. Questo progetto, l'acronimo è CFABIT, dico bene professoressa, sì. Posso rivolgermi al professore, non so chi vuole rispondere, vede comunque la partecipazione di diversi soggetti. C'è Cinematic Futures, c'è la Technology and Interdisciplinary Training, c'è comunque una collaborazione. L'idea è di sviluppare un rapporto pubblico-privato dove le produzioni vengano elaborate in accademia e sviluppate insieme a dei partner tecnologici e cinematografici esterni, ed è questo un modello innovativo. Noi abbiamo sviluppato un modello completamente innovativo dove la capacità di ricerca dell'Accademia viene unita alla capacità produttiva del settore produttivo. Le risorse ci sono però, perché sono oltre 5 milioni di euro da investire. Infatti vorrei anche dire che queste risorse provengono da un bando di risorse europee, ma che provengono dall'internazionalizzazione, cioè l'Accademia di Catania ha portato all'esame dei valutatori un progetto in cui ha dimostrato la sua capacità di avere una serie di collaborazioni di partner internazionali, anche dal punto di vista appunto del soggetto, dei soggetti che lavoreranno con noi e che saranno anche delle produzioni non necessariamente statali, quindi privati, ma a livello internazionale ci muoviamo con la Turchia, ci muoviamo con Malta, ci muoviamo con i paesi scandinavi. Quindi abbiamo realizzato un progetto che è stato valutato eccellente proprio per la capacità di far diventare la Sicilia una sorta di hub di produzione che guardi non soltanto dal territorio, guardi però una realtà molto più vasta. Quando il Ministero ci ha informato che che aveva avviato una revisione, ci siamo un po' sorpresi quando la revisione era dare soldi in più al nostro progetto. Questa è una bellissima notizia. Ma i ragazzi, gli studenti, come hanno accolto, come stanno accogliendo? Abbiamo anche, allora, gli studenti, ed è questo, devo dire una cosa, forse per questo siamo qui,
non ci si crede. No? Ecco, lei giustamente ha detto, ma cosa si può fare? Noi lo stiamo facendo e c'è un po', bisogna cominciare a crederci. E gli studenti stanno cominciando a crederci e non hanno ancora ben capito la grandiosità della cosa e soprattutto il fatto che abbiamo elaborato degli strumenti, dei bandi particolari per cui loro possono collaborare con le produzioni professionali. Questo sarà una cosa veramente che può svoltare. Diciamo che è una rivoluzione da questo punto di vista. C'è molto entusiasmo in Accademia, c'è molto entusiasmo anche perché l'Accademia sta crescendo molto, sono tanti progetti, c'è molto entusiasmo anche in questa collaborazione interdisciplinare. I ragazzi si sentono parte di un progetto. Io credo che la formazione, cosa possiamo fare per cambiare questa città, passi innanzitutto da loro, ma con esempi concreti. Ecco, la concretezza è in qualche modo il diktat che ci siamo dati, senza togliere i sogni. È tangibile proprio di questa concretezza. Stiamo opzionando opere d'autori internazionali, sceneggiatori internazionali, abbiamo già aperto delle collaborazioni con produzioni internazionali e abbiamo già l'idea appunto di produrre entro il 25 una serie televisiva, un lungometraggio dedicato al mondo delle arti, quindi abbiamo fatto i conti che sono circa 6 produzioni internazionali che stiamo realizzando entro la fine del progetto, che è marzo 26. Allora, so che non mi direte mai qual è l'opera, diciamo, letteraria di rilevanza internazionale della quale avete intenzione di acquisire i diritti per poi realizzare, diciamo, un prodotto. Però questo... A fine mese sarà qui lo sceneggiatore e autore dell'opera letteraria e così lo possiamo presentare. Quindi sarà ufficializzato in quella sede. Il contratto già esiste. Il contratto già esiste, quindi significa che siamo avanti. Anche da questo punto di vista, chiaramente. Solo che siccome ha prodotto un ultimo libro e in questo momento è in produzione, è in distribuzione, è quindi in è impegnato nella promozione, diciamo così. Esatto, a fine marzo saremo qui. Questa sarà l'occasione magari, che ne so, per poter rivedervi voi qui in studio, magari per presentare e ufficializzare qual è questa opera letteraria che sarà poi oggetto di una produzione cinematografica. Prima di chiudere, perché noi abbiamo sempre il tempo molto ristretto, da un punto di vista vorrei tornare sulla formazione dei ragazzi, perché i ragazzi necessitano anche, avete già detto che c'è il progetto prevede anche la realizzazione degli studios, i ragazzi hanno bisogno di supporto logistico, hanno bisogno di avere strumenti per poter poi, non solo i ragazzi siciliani, attenzione, a questo punto immaginiamo che l'Accademia possa aprire le porte anche a chi intende fare questo mestiere, a ragazzi che arrivano dal resto d'Italia, non solo dalla nostra regione, oppure è limitato, mi dite voi se è limitato? No, non è limitato, ma abbiamo anche in progetto di poter aprire alcuni dei corsi in inglese in maniera tale da avere anche studenti internazionali. Quindi insomma c'è questa apertura, quest'area internazionale che si vuole dare. Quindi dal punto di vista, diciamo, quali supporti logistici si possono dare e offrire ai ragazzi? Da questo punto di vista stiamo lavorando con i nostri, noi siamo la 4ª accademia in Italia per numero di iscritti, ma i nostri numeri vanno intorno ai 2005-2006, perché non riusciamo a reggere di più le accademie ovviamente. Ai nostri studenti diamo tutta una serie di facilitazioni, agevolazioni per la logistica, tenendo conto ovviamente che non abbiamo delle soluzioni di residenzialità ancora, perché la città, ma neanche, voglio dire, altre istituzioni come l'università riesce a offrire posti letto abbastanti. Ovviamente laddove la presenza internazionale dei nostri ragazzi, al di là dei posti, le residenze universitarie a cui partecipano ovviamente da bando, e quindi parte dei nostri ragazzi sono presso l'ERSU, laddove ci dovessero essere una quota parte di studenti stranieri, a quel punto sarà da parte nostra, diciamo, cercheremo i soggetti, troveremo le maniere, i modi per poterli ospitare e offrire delle condizioni agevolate. Ecco, su questo però in questo momento facciamo i conti con la situazione della città. Non solo, ma vorrei ricordare una cosa che molti siciliani dimenticano. Noi abbiamo una porta d'Europa attaccata che parla inglese, che è Malta, che è un pochino un pezzettino di Sicilia anche quella. A proposito di questo aspetto vorrei però toccare quello della internazionalizzazione della nostra regione. Grazie a un progetto come questo diciamo, diventa più appetibile
Noi abbiamo studiato molto il modello turco. I turchi 10 anni fa non avevano quasi una cinematografia, oggi sono i secondi esportatori di audiovisivi nel pianeta dopo gli Stati Uniti. Qualcosina potrebbe imparare anche da loro. E quindi insomma si sta lavorando perché si possano realizzare tanti bei progetti. Grazie allora al professore Giampiero Vincenzo, che è docente di discipline sociologiche all'Accademia delle Belle Arti di Catania, e grazie anche al presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, Lina Scalisi. Buon lavoro per quello che state facendo, in bocca al lupo. Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi parleremo di altro nella nostra mattinata. Vedo già collegato il prossimo ospite, quindi tutto questo fra pochi minuti. Eccoci, siamo di nuovo insieme e adesso diamo il benvenuto e il buongiorno a Stefano Principato. Buongiorno, presidente regionale della Croce Rossa Italiana. Buongiorno, grazie intanto per essere stamattina con noi. Parliamo di questa nuova casa che la Croce Rossa ha finalmente a Lampedusa, un traguardo raggiunto passo dopo passo. Sì, infatti saluto lei e i nostri telespettatori. Come diceva Franzi, questo appunto non è un edificio, è una casa, è uno spazio in cui si trovano non solo le persone grandi che si trovano a Lampedusa, ma anche proprio lampedusani. Uno spazio rivolto a bisogno, a necessità. La Croce Rossa vicino alle persone di gente. Sì, la sentiamo certe volte a tratti, la vediamo in viaggio perché l'avremmo dovuto ospitare qui in studio, ma gli impegni evidentemente l'hanno portato lontano da Catania, dalla nostra sede. Questa assegnazione arriva a distanza, diciamo, di qualche anno, perché avete lavorato tanto voi. Il progetto nasce nel 2017, se non dico male, e si è intensificato anno dopo anno, momento dopo momento, tanto è che adesso ci sono tantissimi volontari anche su Lampedusa, è un numero importante. Sì, come diceva lei, le radici su Lampedusa erano piuttosto forti e solidi. Le radici erano quelle uomini e donne di lampedusane che hanno deciso di dare senso a quel principio di umanità che contraddistingue la Croce Rossa, hanno dato dimensione, hanno dato odore. E allora è importante perché queste radici sono sbocciate in questa sede, che per noi è importante perché grazie al supporto che già dal 2017 avevamo sul territorio, grazie all'importante impegno del Comitato Nazionale che con l'hotspot attivo da giugno del 2023 ha dimostrato un presidio, un baluardo di umanità sul territorio. Questo ha permesso che grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco Mannino, di poter realizzare questo spazio vicino al centro abitato di Lampedusa, che come dicevo poc'anzi sarà un punto di riferimento per l'amministrazione comunale e per tutti coloro che si trovano a Lampedusa. 52 sono i volontari attivi in questo momento che hanno totalizzato 700 ore di volontariato in diversi ambiti. C'è voglia di darsi da fare a Lampedusa? Sì, infatti io sono presidente regionale da quasi 8 mesi. Inizialmente ho deciso di muovermi con le mie visite istituzionali partendo dai piccoli comitati. Andando a Lampedusa mi sono reso conto che la dimensione, la grandezza di un comitato non è dato tanto dal numero di volontari o dall'estensione del territorio, ma dal valore dei volontari stessi, e mi sono reso conto che appunto Lampedusa, proprio per l'impegno, per le difficoltà oggettive, ma la capacità di dare risposte, è un grande comitato che si occupa in modo trasversale di tutte le necessità sul territorio, quindi dal punto di vista appunto migratorio, ma anche a livello sociale, a livello sanitario. Quindi c'è tanta voglia di fare, e questa è la cosa importante, perché dico sempre la forza della Croce Rossa sono proprio i volontari, cioè quei cittadini che decidono, facendo un corso di primo soccorso, facendo un corso sulla nostra storia di Croce Rossa, di mettersi una divisa rossa e di essere lì dove c'è bisogno. Noi proviamo a dare uno sguardo anche sul futuro, per questo 2025. Quali sono praticamente gli obiettivi del neonato, diciamo, comitato con questa casa nuova? Perché una volta che tu c'hai la casa puoi pensare in qualche modo di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hai fatto prima. Quando si ha un tetto si può ragionare con più serenità.
Sì, infatti quello che dice lei è perfettamente giusto. La dimensione umana passa anche dalla condivisione di spazi. Il fatto di avere una sede che sia vicino alla cittadinanza permette appunto non solo di fare in modo che i volontari possano riunirsi più facilmente, ma anche dalla possibilità ai cittadini di potersi incontrare in Croce Rossa con più facilità. Per questo, grazie all'amministrazione comunale, abbiamo immaginato diversi servizi rivolti alle attività sociali. Abbiamo 4 bandi di servizio civile che avranno inizio di qui a breve, che ci permetteranno di dare continuità a alcuni servizi importanti. Abbiamo pensato di aprire uno sportello d'ascolto sociale rivolto alle fragilità del territorio, attività sanitarie specifiche per tutte quelle persone che devono avere delle prestazioni sanitarie in un ambulatorio che appunto il sindaco ha voluto concorso sull'isola e che dia risposta qualificata non solo ai migranti all'interno dell'hotspot, ma anche a quei cittadini lampedusani che per 1000 motivi hanno difficoltà di raggiungerlo. Ecco, in questi momenti, in questi posti ci sarà un supporto qualificato della nostra unità territoriale, del nostro comitato. Allora, grazie a Stefano Principato, grazie al presidente regionale della Croce Rossa. Sappiamo che ha degli impegni, non la tratteniamo oltre perché deve viaggiare e si è fermato proprio per realizzare questo collegamento con noi di Buongiorno Sicilia. Buon lavoro per la vostra attività, per quello che fate quotidianamente a Lampedusa ma in tutto il mondo, perché la Croce Rossa è attiva e si dà da fare davvero in ogni parte del mondo. Io ringrazio voi, sapete benissimo che sono catanese, quindi al netto di questi giorni e settimane che sono a Palermo prometto di essere in studio per poter discutere e ragionare di quelle che sono le opportunità che Croce Rossa dà, ma soprattutto l'importante supporto dei cittadini siciliani e nello specifico anche catanesi che fanno tanto e che danno la possibilità di Croce Rossa di andare sempre a essere sul pezzo. Grazie, buon lavoro anche a lei Presidente. Adesso noi facciamo una brevissima sosta perché ci guardiamo le pillole di Almanacco e poi andremo a dare uno sguardo invece alle stelle con Marco Amato. Oggi 27 febbraio è il giovedì grasso. Si tratta di una ricorrenza che ricade tradizionalmente in Italia e in altri paesi l'ultimo giovedì prima dell'inizio della Quaresima. Le festività sono famose per i loro aspetti ludici, inclusi travestimenti, parate e in molti luoghi grandi banchetti durante il periodo del Carnevale. Il Carnevale ha origini antiche e risale a riti pagani e celebrazioni legate al cambio di stagione e alla fine dell'inverno. In un'epoca di crescente consapevolezza ambientale è possibile festeggiare il Carnevale in modo responsabile, ad esempio realizzando dei costumi con materiali riciclati, utilizzando decorazioni in materiale biodegradabile e limitando il più possibile l'impatto ambientale dei coriandoli, specialmente quelli realizzati in plastica, a cui preferire quelli compostabili. Ma i vetri trasparenti antiproiettile nelle auto blindate sono realmente realizzati in vetro? Non proprio, altrimenti lo spessore dovrebbe essere elevatissimo affinché non vengano distrutti nella collisione. Si tratta in realtà di una ceramica trasparente, robustissima, comunemente nota come alluminio trasparente. La miscela in polvere viene compressa, riscaldata a 2000 gradi e poi raffreddata in modo che le molecole rimangano amorfe, quindi distribuite in modo disordinato e non ordinate come nei cristalli. Possono resistere a ripetuti impatti di proiettili perforanti, sempre rimanendo trasparenti. L'attuale prezzo elevato consente l'utilizzo solo per speciali applicazioni militari, ma in futuro il suo uso potrebbe diffondersi. E come ogni mattina è il momento dell'oroscopo, andiamo e vedo già con noi Marco Amato, buongiorno Marco, tazzina floreale oggi. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, oggi parliamo di cinema. Parliamo di cinema, infatti la tazzina che ho tirato fuori ha un po' di fiori, un po' di noir
È una fattura abbastanza elegante, tutti ingredienti che troviamo proprio nella motivazione dei SAG Awards che sono stati dati anche all'Italia. L'Italia ha trionfato con cosa? Con Clave di Sergio Castellitto. A essere premiati sono stati Castellitto e la Isabella Rossellini. Ebbene, sicuramente un thriller molto originale, visto che ha a che fare con un qualcosa che riguarda un po' l'apparato clericale, è qualcosa di molto raffinato come trama. Sicuramente meritava, ma come sapete io vi racconto le ragioni zodiacali perché queste cose più o meno possono essere favorite. Ebbene, Isabella Rossellini è una Gemelli. I Gemelli è il segno dell'Evergreen, a parte i suoi natali molto interessanti, è figlia di Ingrid Bergman e di Rossellini, il nostro glorioso regista italiano. Non solo è una Gemelli di segno zodiacale, ma anche una gemella proprio biologicamente, ha una sorella gemella. Ebbene, la sorella insegna a Harvard, lei invece ha incarnato perfettamente la poliedricità dei gemelli, l'essere assolutamente leggera e saggia allo stesso tempo, perché le connotazioni caratteriali di lei sono proprio queste. I gemelli, vi ricordo, è il segno dei Dioscuri, quelli sempre belli, sempre giovani. Quando uno dei due purtroppo viene a mancare, l'altro chiede agli dei se era possibile scambiarsi il posto di giorno in giorno, così che uno sarebbe stato mondano e l'altro nell'Empireo, e il giorno dopo si sarebbero scambiati i ruoli, così che nessuno dei due sarebbe stato né veramente vivo ma neanche veramente morto. I gemelli è il segno dell'essere brillante a livello intellettuale, e questo momento zodiacale tra l'altro ha visto proprio nell'ultimo anno la Rossellini essere su copertine di Vogue, anche essere di nuovo in auge, ed è proprio il momento che stanno vivendo il segno zodiacale dei gemelli. Che dire di Castellitto, che è un leone? I registi leone come Nolan e altri di cui vi ho narrato in questo anno hanno tutti avuto dei premi. Il leone sta di nuovo per essere riconosciuto come tale il re dello zodiaco. Grande soddisfazione per l'Italia e ci portiamo a casa pure quest'altro premio. Cosa succede oggi invece nel cielo zodiacale? La luna entra in un dolcissimo segno zodiacale dei pesci, tutto oggi è più empatico e più morbido, ma a tenere banco sono un po' i rapporti tra Mercurio, intelligenza, e Urano, forza di decisione e pianeta del cambiamento. Cosa succede? Bene, per Ariete succede che avete tutto chiaro quello che avete da fare, andrete come dei treni fermi e inarrestabili. Mentre invece i Toro dovranno anche adattare la loro natura, che per natura è abbastanza statica e non amano i complimenti, scusate, alla natura dei cambiamenti impellenti che dovranno affrontare. Gemelli, una luna di quadratura oggi, ma ciò non toglie nulla alla comunicazione, perché oggi è proprio quello di cui vi avvarrete per essere assolutamente brillanti come al solito, quindi non fatevi trarre in inganno dalle vostre emozioni che non sono proprio al top. Brillerete comunque. Cancro, una luna dolcissima oggi di Trigono che finalmente vi dà tutta l'energia e la forza ricettiva che vi serve per risolvere dei problemi affettivi col partner in famiglia. Leone, la luna di oggi è un po' troppo distante, Mercurio e Urano vi chiedono ancora una volta di fare dei cambiamenti, adattatevi e pazientate, il vostro momento tra poco arriverà. Vergine, il cielo della Vergine oggi ha la luna in opposizione, quindi valutare il rapporto tra voi e il partner e gli altri sarà fondamentale. Bilancia, giornata assolutamente importantissima per voi, proprio perché le sequenze planetarie parlano di un viaggio, di un ritorno, di un'andata, ma anche di belle notizie che finalmente portate a casa. Scorpione, la luna oggi è di Trigono, quindi dateci dentro, creatività al massimo e grande seduttività. L'amore e la passione finalmente avete avuto conferma che vanno bene, coraggio. Sagittario, una giornata molto complessa, perché sia la luna che Mercurio che Urano vi chiedono tutti qualcosa, per cui troverete la maniera di ottimizzare i tempi di tutto. Nel vostro caso zodiacale, Acquario, Capricorno invece
invece troverete l'appoggio di una base comunicativa importantissima tra gli amici e nel lavoro. Acquario, sorprendenti come sempre, ma oggi la luna vi abbandona, per cui oggi vi dovete occupare di finanza e di cose pratiche. Non vi piace, ma dovete. Pesci, luna oggi nel vostro segno zodiacale, siete il re dello zodiaco. Oggi capirete un po' le ragioni di tutti, ma soprattutto sarete brillanti e protagonisti della giornata. E detto questo, vi auguro un buon proseguimento. Buongiorno Sicilia, ciao Angelo, a domani. Grazie Marco, a domani. Ci ritroviamo per chiudere la settimana e quindi ci darai le notizie sul weekend astrale. Adesso invece, prima di tornare da Marco Carli per i quotidiani, per il segmento sportivo, parliamo di cronaca, perché i carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e della sezione criptovalute del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari che riguarda 3 persone che sono accusate a vario titolo di estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti e ancora di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Adesso andiamo da Marco. Parentesi rosa, nel senso che siamo sulla Gazzetta dello Sport, la rosea per eccellenza, per parlare di calcio, perché si gioca sempre, Angelo, come tu sai, e si è giocato ieri in Coppa Italia e il titolo della Gazzetta dello Sport è indicativo di quello che è successo. Vergogna, sono le parole di Thiago Motta, l'allenatore della Juventus, nei confronti della sua squadra dopo l'eliminazione incredibile dalla Coppa Italia contro l'Empoli. In casa l'Empoli si è imposta ai calci di rigore 5-3. Il tecnico ha detto: la squadra ha toccato il fondo, chiedo scusa al club, insomma una squadra sull'altalena capace di vincere con l'Inter per esempio, poi di perdere nelle coppe, prima col PSV in Champions e poi con l'Empoli in Coppa Italia. A proposito del fatto che si gioca tutti i giorni, oggi alle 20:45 c'è il recupero in Serie A con il Milan che va a Bologna, uno scontro importante soprattutto per i rossoneri per tenersi in corsa per la Champions. E poi ci sono le previsioni di Lippi che ci dice perché l'Inter potrebbe vincere tutto in questa stagione. Il maestro Lippi insegna certamente, può dare validi consigli e suggerimenti. Siamo in chiusura e come ogni mattina ci salutiamo in musica. Chiedo alla regia se è possibile di avere già le prime note della prossima canzone, così chiaramente apprezziamo di cosa si tratta, riusciamo probabilmente a mandarla in onda. Fra un istante la sentiremo anche e sentiamo per l'appunto il pezzo con il quale ci salutiamo questa mattina. A tutti